La giornata, come sempre, la iniziamo nel peggiore dei modi. Questa volta c'è stato un terremoto a Bali e qui davvero, cioè in Indonesia sempre, quindi c'è stato questo terremoto di 5.7. Tanta paura tra i turisti purtroppo, quindi chi scappa di qua, chi scappa di là. Comunque la scossa ha provocato, diciamo, a parte il panico tra i turisti, fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, almeno questa è la cosa positiva. Però purtroppo ciao Patti, alcune strutture sono state lesionate dal terremoto stesso. Fortunatamente non è stato, diciamo, lanciato l'allarme tsunami, questo fanno sapere, diciamo, le autorità locali che lo tsunami non c'è stato, quindi fortunatamente sì, Patti, sì, al finale vedi, non ci stanno buone notizie come dico io, stanno nelle telenovelle come dico sempre, quindi fortunatamente ragazzi era profondo, diciamo la profondità era 96 km, quindi in effetti ecco perché non c'è stato comunque lo tsunami. Però nonostante ciò alcune strutture diciamo sono state lesionate dal terremoto stesso che comunque è stato anche avvertito dalla popolazione nonostante fosse di profondità diciamo 96 km ragazzi è stato sentito proprio su lì diciamo su queste isole in effetti queste sono isole di Bali quindi diciamo su tante piccole isolette uno dopo l'altro quindi in effetti l'hanno sentito benissimo. I turisti, chi voleva scappare di qua, chi voleva scappare di là, come si sa, si creano vittime. Questo è già il lato positivo. Diciamo che in particolare diciamo, gli edifici sono stati lesionati a Despar, diciamo proprio nel capoluogo, quindi diciamo dove stanno tutti i turisti ragazzi, quindi immaginate un po' che casino è successo, di paura, immagino. Quindi, ripeto, non ha fatto danni e forse sarà, diciamo, la connessione perché fino a mo' andava bene, poi non lo so. Comunque ragazzi, non ci sono feriti, non ci sono vittime, solo tanta paura dei turisti e diciamo che è andata bene, diciamo così. Quindi ancora una volta l'Indonesia sembra al centro di questi terremoti. Sì, sì, sicuramente sarà, diciamo, un po' la linea, diciamo, anche se ho una linea di 100 mega, quindi dovrebbe andare proprio fluida, però a volte capita che anche questo qua non va bene. Comunque ragazzi, vi auguro una buona giornata, mi spiace sempre portare brutte notizie come al solito, ma come ripeto, le buone notizie ragazzi non esistono, secondo me sono solo un'illusione momentanea nostra, quindi la felicità è solamente quei pochi attimi, poi passa tutto, quindi io la vedo così. La vita è fatta più di brutte notizie che di belle purtroppo. Ragazzi, buona giornata e speriamo che la prossima notizia dica qualche cosa di buono. Ciao Patti, ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao Patti, ciao.